Il moviment retilini uniformementri acelerât. Uniformly accelerated rectilinear motion. L'accelerazione. L'accelerazione di un oggetto in movimento si definisce in generale con la formula a vettor alle compagne a variazione dal vettore velocità dividut la variazione dal tempo. È dunque una grandezza vettoriale che si misura in metri per secondo quadrato dal sistema internazionale. Acceleration. The acceleration of a moving object is generally defined by the formula vector A equals the change in velocity vector divided by the change in time. It is therefore a vector quantity measured in meters per second squared in the International System of Units. Il movimento retilini uniformementri acelerât. In questo genere di movimento, la traiettoria è rettilinea e l'accelerazione è costante. L'accelerazione varrà allora la stessa direzione de traiettorie. La velocità in un movimento rettilini uniformementri acelerât dipende dal tempo da ur di queste leggi. V alle compagne di V con 0 poi a partì. Te formule parzore, V è la velocità istantanea dall'oggetto, V con 0 è la velocità iniziale. Il grafico che descrive l'andamento de velocità in funzione del tempo è lineare. Uniformly accelerated rectilinear motion. In this type of motion, the trajectory is straight and the acceleration is constant. Therefore, the acceleration has the same direction as the trajectory. The velocity in uniformly accelerated rectilinear motion depends on time according to the law. The velocity at a given time equals the initial velocity plus the acceleration times the time. In the formula above, v is the instantaneous velocity of the object, while v0 is the initial velocity. The graph that describes how velocity changes with time is linear. Interpretazione grafiche dal spostamento in un movimento rettilini. In un qualsiasi di movimenti rettilini, il spostamento è rappresentato da aree di sotto dal grafico che descrive la velocità in funzione del tempo. In un movimento rettilini uniformementri acelerât, dunque, il spostamento è l'area di un trapezio. Per rappresentare il spostamento si può sdoprare queste formule. Delta S alle compagne di V con 0 per T, poi un miec per T al quadrato. Oppure queste. S mancul S con 0 alle compagne di V al quadrato mancul V con 0 al quadrato dividut 2 per A. Dulà che S è la posizione istantanea dall'oggetto. S con 0 è la posizione iniziale. V con 0 è la velocità iniziale. A è la accelerazione che è una costante. Graphical interpretation of displacement in rectilinear motion. In any rectilinear motion, the displacement is represented by the area under the velocity-time graph. In uniformly accelerated rectilinear motion, therefore, displacement is given by the area of a trapezoid.
Displacement can be expressed by the formula delta S equals V0 t plus 1/2 a t squared, or also by the formula S minus S0 equals V squared minus V0 squared over 2a, where S is the instantaneous position of the object, S0 is the initial position, V0 is the initial velocity, a is the acceleration, which is a constant. La legge orarie. La legge orarie di un movimento retilini uniformementri accelerat è je. S alle compagne di S con 0, poi V con 0 par T, poi un miec par T al quadrat. Dula che S è je la posizione istantanea dall'oggetto. S con 0 è je la posizione iniziale. V con 0 è je la velocità iniziale. A è je la accelerazione che è una costante. Se la posizione e la velocità iniziali sono 0, la legge oraria è devente. S alle compagne a un miec par T al quadrat, che mostra una proporzionalità al quadrat fra la posizione e il tempo, come che si vede anche dal grafico posizione su tempo. Equation of motion. The equation of motion for uniformly accelerated rectilinear motion is S equals S0 plus V0t plus 1/2 a t squared, where S is the instantaneous position of the object, S0 is the initial position, V0 is the initial velocity, a is the acceleration, which is a constant. If the initial position and velocity are both 0, the equation becomes S equals 1/2 a t squared, showing a quadratic relationship between position and time, as also seen in the position-time graph. Il movimento di cadute libere. Stant che tutti oggetti d'ogni de superficie terrestre in assenza di attriti accolligno con una stessa accelerazione, il movimento di cadute o colate libere è un movimento rettilini uniformementri accelerat. L'accelerazione si le definisce accelerazione di gravità e mude in dei differenti planeti. Sulla Terra il suo valore sperimentale è G alle compagne a 9,81 metri per secondo quadrat. Free fall motion. Since all objects near the Earth's surface in the absence of air resistance fall with the same acceleration, free fall is an example of uniformly accelerated rectilinear motion. This acceleration is called acceleration due to gravity. Its value varies from planet to planet. On Earth, its experimental value is G equals 9.81 meters per second squared.